Architetto, pure per lei, se mi può rispondere, così la dico una volta sola la domanda. Mi è arrivata una soffiata che vogliono abolire la birra a basso costo nei locali pubblici. Voi cosa ne pensate? È una tragedia. Non c'è birra Moretti, Splugen, Prinz. Quella nazionale cosiddetta. Non ce n'è, tutte minimo 3 euro. Cosa ne pensi? Penso che è una tragedia. È una legge assurda. Dovete dare il contributo. Allora, chi te, lei cosa ne pensa? Alcolizzati come Parlavi della birra? Che vogliono abolire la birra a basso costo in Italia. A basso costo? Sì, nei locali pubblici. Birra Moretti, Prinz, 3. Perché? Perché non ce n'è, la vogliono abolire. Non ce n'è, se lei va nei locali a Gela. Non trovi la Moretti? Moretti, Ma sì. forse. Cosa ne pensa lei di questa? Io non so, la birra dovrebbe essere data gratis. Noi sono per la birra di qualità. Se eventualmente io mobilito un referendum per abrogare questa legge, voi me la firmate? Assolutamente. A disposizione. Tu pure da? Io sono il Meglio primo. comunque il vino. Dottore del Dio, una domanda così dato con la registrata. Sì, Con piacere, che cosa ne pensi? Ho sentito dire, mi è arrivata una soffiata, che vogliono fare una legge, che vogliono fare l'abolizione della birra a basso costo nei locali pubblici. Lei cosa ne pensa? Ma io sono astemo completamente e quindi. Però, cosa ne pensi? Siccome non c'è birra a basso costo, c'è tutte birre 3 euro, 5, non c'è Amoretti, in tutti i bar, in tutti i pub. Una legge che va fatta immediatamente, perché questo aumento di prezzi ci ha finito di rompere le scatole. Ci devono essere, ma non è che ci devono essere sia quelle di 3 euro, 5 euro, No, non ci debbono essere, massimo un euro. Poi quelle ce ne sono altre se uno va a Bex, se la piglia a Bex, ma se uno va a Moretti o a Splugen, ma se tu vai a casa al supermercato cosa stanno dicendo? Scusa, a Splugen un c'è, allora pigliamo a birra Messina, esatto. oppure a Confiuster, che ancora più a basso costo. Se tu Comunque non sembri scemi. No, è perché facevo. Sei felice allora? È perché tu non facevi questo mistero, perché conosci questo, ma non vivo comunque. Vabbè, però nei pub lasciamo per i supermercati, perché un giagliesse la birra a basso costo? La birra a basso costo. E se i gestori dei pub si mettessero in testa che più basso il costo, più gente viene e quindi più ci divertiamo e guadagnano lo stesso, e più aumenta le persone e più siamo e più votiamo e più votiamo e più Vabbè, grazie dottore. Ma lei è dottore? No, dottore. Va bene, allora come mia, io avrei professore. Devo dire, approfitto della tua telecamera, che per me è una delle poche volte che sono felice di essere intervistato. Va bene, perché la mia stima nei tuoi confronti è immensa. Dottore Ringiani. Queste cose poi un nevino. Nel web. Ah sì? Nel web. Senta, dottore Ringiani, a parte le elezioni, stavo facendo un'inchiesta, siccome mi è arrivata una soffiata che vogliono, cioè praticamente forse l'hanno già abolita la birra a basso costo nei locali pubblici. La birra a basso costo? Solo birra ad alto costo c'è, non c'è la scelta, la possibilità di scelta. No, noi siamo per la birra a basso costo invece. E anzi, ma io anche, mi accontenterei anche di tutte e due. Lei, quindi lei. Per la birra a basso costo. Anzi, noi siamo anche per produrla qua a Gela la birra. Vabbè, metti ancora, quindi è più basso ancora il costo. Certamente, sì. Se io mobiliterò un referendum per abrogare questa legge, se eventualmente la fanno, lei mi dirà di sì, no? Sicuro, sarò il primo firmatario. Va bene, grazie. Stavo facendo io un'intervista, un sondaggio, diciamo, più che altro, non c'entra niente con la politica. Come lei ben saprà, l'altra volta avevo fatto un'intervista sull'abolizione del web, no? Non lo so se ha sentito. Ora mi è arrivata un'altra soffiata, non so se è una minchiata o no, che dice che c'è l'abolizione, hanno fatto una legge sull'abolizione delle bevande a basso costo nei locali pubblici adibiti a divertimento. Abolizione delle bevande a basso costo? Non ce n'è, non ci sono bevande a basso costo, ci sono tutte, cioè come per dire tu ti vuoi comprare una macchina. Non c'è una Moretti, non c'è bravo, sì, non c'è. Tuborg, non c'è. Ci sono solo da Bex in su. Lei cosa ne pensa? Speriamo che è una minchiata, cioè a me è arrivata una qualora fosse eletto, qual è la nostra proposta? Ma non è che voglio il suo impegno da consigliere di battersi, perché mi batterò io, voglio fare un referendum per abrogare questa legge. Lei mi appoggerà eventualmente, me la metterà la firma? Bene, perfetto. Lei signorina? Anche. Grazie a tutti, ciao ragazzi, a voi la linea studio.
Dottore Invurna, un'intervista per cortesia, se posso. Ci mancherebbe. Allora, siccome... In che senso? Senta, geometra, ingegnere... Vinto in quanto vincente. Vinto in quanto battuto e vinto in quanto vincente. A lui, io lo mi è arrivata una soffiata. Sì. Non lo so se è una minchiata o è la realtà. Che praticamente hanno per decreto ingiuntivo immediato hanno approvato una legge che la devono discutere in Parlamento sull'abolizione delle bevande a basso costo nei locali pubblici adibiti al divertimento. Hanno fatto una legge? Sì, che praticamente non si possono più vendere bevande a basso costo. Assolutamente, ci batteremo fino alla morte per questo. Quindi eventualmente se io mi batterò, da buon gelese, da buon siciliano, a posto di bere una Bex deve bere una birra siciliana. La birra siciliana esiste, si chiama birra messicana. Purtroppo, per una responsabilità di rappresentante commerciale, la birra messina non esiste a Gela. Bravo, e perché non deve esistere? Se io mi batterò per un referendum per abrogare questa legge, tu, dottore Invurna, mi darai una mano? Assolutamente sì. Perfetto, grazie. Tu, dottore Nicolosi? Anch'io sono d'accordo per questa legge, abroghiamo. Allora, ce la faremo ragazzi, di nuovo a voi la linea studio. Solo birra Moretti e birra Messina? No, birra Messina, Arsimazzi. Qualunque sia. Birra Messina, Arsimazzi. Orgoglioso di essere sto facendo un'inchiesta che non c'entra niente con la politica. Praticamente mi è arrivata una soffiata che hanno fatto una legge che stanno abolendo tutte le bevande a basso costo nei locali pubblici adibiti al divertimento. Lei cosa ne pensa? Non la sapeva o è una minchiata alle volte? Non la conosco la legge. Ma al limite sarebbe d'accordo o contrario? Mi pare banale. Perché non ce n'è, io cerco tipo la Moretti, la birra a basso costo, in tutti i locali a Gela, minimo è 3 euro. Come? No, non ne pensa lei. Non pensa niente di questa cosa. Dice lei che così, non lo so. No, dico, ma a parte il fatto se è una minchiata o no, cioè... Io non so. Va bene, ok, ho capito, va bene.